Avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol nei primi 20 minuti perché si sapeva che giocavamo contro una delle accreditate a vincere il campionato, quindi era una partita in salita per noi, anche perché oggi ero privo di Adamo e in questa partita il suo peso si è fatto sentire, perché sono più partite dove conta l'esperienza che la corsa ed altro, però diciamo che poi i ragazzi avevano reagito in modo giusto nel primo tempo. C'è un po' di delusione perché ci aspettavamo una reazione diversa e una partita diversa da parte nostra. Però faccio complimenti al Gela che comunque è venuto qui, ha dimostrato di essere una squadra superiore alla nostra e che lotta per altri obiettivi. Quindi cercheremo subito di eliminare questa partita e concentrarci domenica per Partinico. Purtroppo ogni domenica abbiamo sempre qualche assenza importante, però archiviata questa partita di Gela giochiamo con delle squadre che hanno i nostri stessi obiettivi e lì siamo tranquilli che faremo il nostro cercando di fare punti. Il Gela ha dimostrato il suo valore come era, preventivabile alla vigilia, e alla luce della squadra che ha allestito, di quello che ha dimostrato in campo, ha legittimato la vittoria e ha vinto con merito, tutto qua. L'unico rammarico è che probabilmente il Castellammare non ha fatto la partita della vita che ci aspettavamo per tenere testa al Gela, perché questo era il tema tattico della partita. Una partita con più ardore, con più agonismo, con più cattiveria. Certo, comprendo pure che prendere il gol dopo 5 minuti spezza le gambe a chiunque, però devo fare i complimenti al Gela perché ha dimostrato tutto il suo valore, è una squadra ben messa in campo con giocatori di esperienza che hanno vinto tanti campionati, quindi vado a casa tranquillo, nel senso che ho perso con una squadra che è più forte di noi. Bisogna ammettere quando l'avversario è più forte, con sportività, va detto. Una squadra che secondo me in eccellenza o dalla porta principale o dalla finestra andrà in Serie D, c'è una tifoseria encomiabile alle sue spalle, una dirigenza solida, quindi penso che per Gela Calcio si sta aprendo un nuovo ciclo ed è un bene per la Sicilia calcistica. Noi siamo una piccola realtà ed era chiaro che per uscire con un risultato positivo ci sarebbe voluto un Gela che avrebbe dovuto disputare una partita sottotono e il Castellammare invece avrebbe dovuto fare la partita perfetta. Così non è stato e quindi accogliamo il risultato del campo con sportività. Complimenti al Gela, noi da martedì ripartiamo perché ancora l'obiettivo della salvezza non è centrato e ci prepariamo per la trasferta di Partinico continuando con assoluta tranquillità il nostro percorso. Non è successo niente. Era nella logica delle cose che poteva accadere, ce l'abbiamo messa tutta, però purtroppo contro questo Gela oggi non è bastato.